Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in allerta totale. Scontro siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni fresche, dirette e piene di retroscena bollenti. Come sempre, il nostro impegno è tenerti davanti a tutti, con tutto ciò che conta davvero nell'universo azzurro. E prima di immergerci in quella che potrebbe essere una svolta strategica gigantesca a centrocampo, lascia subito il tuo like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Perché ciò che arriva adesso potrebbe influenzare profondamente il futuro del Napoli. Palla da calcio fuoco. Dall'Inghilterra arrivano informazioni molto chiare. Il Napoli ha messo gli occhi su Jurrien Timber, giovane centrocampista olandese classe 2001, attualmente in Premier League. L'infortunio di Anguissa e il problema fisico di Kevin De Bruyne hanno cambiato completamente lo scenario interno. Quello che prima era il reparto più equilibrato della rosa è diventato, all'improvviso, una zona critica. E Antonio Conte sa che non può attraversare dicembre e gennaio senza rinforzi immediati. È per questo che il nome di Timber emerge come una soluzione rapida, solida e intelligente. Non solo per tapare falle, ma per alzare il livello di competitività della squadra. Timber è considerato un giocatore moderno, esplosivo, intenso, con un'eccellente lettura di gioco e capacità di pressare alto. Esattamente il profilo richiesto da Conte per sostenere il suo sistema. Il Napoli sa che la concorrenza sarà pesante. Grandi club inglesi e persino squadre della Bundesliga hanno già mostrato interesse per l'olandese. Ma l'urgenza della situazione potrebbe spingere Mann ad agire con una rapidità mai vista prima. E non solo, il fatto che Timber sia un atleta tatticamente flessibile, capace di giocare come mediano, mezzala e persino difensore in alcuni sistemi, aumenta ulteriormente il suo valore tecnico in un momento in cui Conte ha bisogno di soluzioni che risolvano più problemi contemporaneamente. La mossa del Napoli è strategica. La dirigenza sa di non poter ripetere gli errori del passato, quando opportunità di mercato furono perse per dettagli, e questa volta intende anticipare la concorrenza. La finestra di gennaio sarà breve, dura e altamente competitiva. Se il Napoli vuole restare in corsa nella parte alta della classifica, soprattutto con il ritorno di Lukaku, la crescita di Højlund e il reparto difensivo che si sta stabilizzando con Rrahmani, sarà fondamentale rinforzare il centrocampo immediatamente. Timber sarebbe dunque il tassello che completa il puzzle: forza fisica, dinamismo, gioventù e impatto immediato. Mentre i bastidores ribollono, Conte continua a lavorare in silenzio, ma facendo pressione internamente affinché il club consegni esattamente ciò di cui ha bisogno. E davanti alla situazione di Anguissa e De Bruyne, la scelta deve essere precisa: niente scommesse rischiose, niente talenti da sviluppare in futuro. Timber rappresenta il pacchetto completo, pronto subito, utile dopo e tecnicamente prezioso per qualsiasi sistema, sia nel 3-5-2 che nel 3-4-3. Ora vogliamo sentire voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa notizia. Timber sarebbe il nome giusto per sostituire Anguissa e De Bruyne in questo momento critico della stagione? Oppure il club dovrebbe puntare su un altro profilo? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti, ogni commento dà una forza enorme al nostro lavoro. E se amate questo tipo di contenuto quotidiano, pieno di retroscena, informazioni calde e analisi profonde, considerate di lasciare un super thanks. Questo ci aiuta a continuare a portarvi notizie esclusive sul Napoli ogni giorno.